di promozione e prevenzione. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini, benvenuti ai rappresentanti della LILT e ai tanti colleghi che hanno aderito a questa iniziativa. La prevenzione è fondamentale. Io credo che la LILT sia un esempio straordinario di impegno civile ed etico. Proprio un paio di settimane fa abbiamo ospitato un'iniziativa sulla prevenzione alla ipercolesterolemia e in quell'occasione fu rilevato il valore delle attività nella prevenzione ai tumori, auspicando anche per le patologie cardiache che appunto si possa avere un giorno la stessa azione che istituzioni come la LILT svolgono con esiti più che positivi. Ricordo che quanto ha fatto 2 settimane fa ha avuto un indice di adesione fra i colleghi e fra i dipendenti più alto d'Italia rispetto ad altre realtà tipo Camera, Senato o altre regioni. Dopodomani chiuderemo una bella mostra che abbiamo ospitato per il 600° anniversario dell'istituzione del primo lazzaretto della storia. Curati da chi non si cura, era il motto della Repubblica per la difesa della salute pubblica. Chi sceglie la prevenzione nella lotta ai tumori non fa solo il suo legittimo interesse, ma fa il bene dell'intera comunità. Grazie. Adesso invito qui a presentare un po' l'iniziativa il collega Lorenzoni, che è stato un po' il promotore appunto di quanto abbiamo messo in moto in questo mese. Lorenzoni, prego. Ringrazio il Presidente Ciambetti e do il benvenuto agli ospiti della LILT ringraziandoli. Ma ringrazio anche a tutti i colleghi che si sono fatti crescere i baffi, perché la proposta è nata così anche in modo un po' goliardico, perché venendo io dal mondo del rugby questa è diventata proprio una tradizione. In novembre i giocatori hanno praticamente tutti i baffi e questa è una cosa che secondo me ha dato un segnale forte, l'ho visto nel mondo degli uomini del Veneto. Credo che appunto poter dare una testimonianza così come rappresentanti un po' dell'istituzione possa essere un modo bello per far conoscere che la prevenzione è vita, come è scritto alle mie spalle, perché diciamo la verità, insomma, noi maschi siamo molto meno inclini ad accettare la prevenzione, a farci visitare, ad andare a farci visitare. Quindi ecco, credo che una sensibilizzazione sia importante e quindi ecco, il mio ringraziamento veramente a chi ha i baffi. La mia, così un po' disprezzo per chi non li ha voluto farseli crescere, perché insomma, voglio dire, su queste cose penso... Adesso no, disprezzo è una parola grossa. In una società libera, non... No, è vero, è una parola un po' troppo forte. E il mio così, non mi veniva un'altra parola mia così. Rammarico è una parola più corretta. Rammarico passava inosservato, quindi ecco, chi ha orecchie per intendere, intenda. E grazie però, ecco davvero, io lascerei la parola alle persone che ci possono aiutare anche a capire appunto il valore di questa testimonianza. Io devo dire la verità che farsi crescere i baffi per me è stata una cosa, cioè tutti oggi abbiamo il nastrino azzurro e bene, è facile metterlo, farsi crescere i baffi è stata un po' più dura, la prima volta nella mia vita e confesso che insomma per me è stato impegnativo. Sto abbastanza bene, sono bello anche con i baffi, grazie, e qualcuno mi ha paragonato a personaggi insomma con cui non sento affinità, ma che insomma, diciamo... Dai, prendiamo Mark Spitz come modello e siamo tutti contenti. Mark Spitz va benissimo, ecco, su altri parliamone. Quindi grazie davvero, grazie per essere venuti, per darci una mano. Io mi auguro che questa possa diventare un po' una tradizione del nostro Consiglio, perché non si fa mai abbastanza per la consapevolezza, per un atteggiamento attivo verso la nostra salute. Per cui ecco, io lascerei la parola a chi, diciamo così, lavora in questo campo e con chi veramente ci può aiutare per prendere in mano noi stessi. Quindi grazie di essere qui e grazie davvero. Grazie al collega Arturo Lorenzoni, ripeto, perché è stato promotore e anche spintaneo di questa iniziativa. Quindi chiamiamo qui Nelly Resi Mantovani, presidente della LILT Veneto, per spiegarci appunto questo momento di approfondimento e prevenzione. Prego. Buongiorno a tutti, davvero un piacere e un onore essere qua, anche perché quando le istituzioni ci sono vicine nelle nostre attività di prevenzione e di diagnosi precoce, vuol dire che abbiamo perlomeno
portato questo messaggio importante anche a livello di istituzione. Il Veneto, devo dire che è sempre presente. Non meno di un mese fa siamo stati qua con prevenzione del tumore al seno. Sono Nelly Isi Mantovani, sono la vicepresidente del coordinamento regionale del Veneto, della coordinatrice che porto i suoi saluti, dottoressa Martini, che è impegnata per lavoro. Oggi qui sono rappresentate 4 associazioni provinciali su 7, quanto per motivi di lavoro e per motivi anche di salute non hanno potuto essere qua, ma davvero porto il saluto di tutti perché ringraziano per questa attenzione, per questa particolare attenzione che la Regione Veneto dà alle iniziative LILT. LILT è l'acronimo di Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nasce a Roma 100 anni fa come ente pubblico su base associativa che gode dell'attenzione del Ministero della Salute e del patrocinio del Presidente della Repubblica. Quindi si dirama su tutto il territorio nazionale in 106 associazioni provinciali. Il nostro motto è prevenire e vivere. Cosa vuol dire? Prevenire vuol dire fare delle diagnosi precoce, vuol dire osservare determinati comportamenti nella prevenzione primaria, secondaria e terziaria, e siamo operativi sul campo proprio per ciò che attiene alla nostra mission, che è quella della prevenzione. Mi sono annotata 2 dati significativi: 390.000 nuovi casi nel 2022 di tumori, qualsiasi tipo di tumore, e vuol dire 1.000 nuovi casi di tumore al giorno in Italia. L'indice di guarigione a distanza di 5 anni si attesta sul 65%. Il nostro presidente nazionale, professor Schitulli, dice che con attenzione, con il nostro operare a favore della prevenzione, a favore della sensibilizzazione, partendo soprattutto dai giovani, dalle scuole, si può raggiungere l'85%. Quindi noi siamo qua proprio come l'ILT, a tenere desta l'attenzione su questo messaggio da portare sulle piazze, da portare nelle scuole, da portare nelle sedi istituzionali, e quando si arriva alla nostra maggiore rappresentante delle istituzioni, che è la Regione Veneto, siamo davvero felici e grati per questa ospitalità e per questo modo di condividere il nostro messaggio. Sul tema interverrà il dottor Pianon, che è presidente della LIL di Venezia, nonché urologo, e quindi io passo volentieri la parola al dottor Carlo Pianon. Dottor Pianon, prego. Niente di puntare là, vediamo se funziona. Un attimo, io ho provato, un po' prima, aspetta un attimo, vediamo un po'. Eccolo qua. Io mi associo ai ringraziamenti della mia vicepresidente e vi do solo qualche piccolo flash, perché altrimenti ho paura di diventare noioso e ripetitivo. Comunque voi, come vedete, questo movimento del Movember ormai sta prendendo sempre più forza, e noi della LILT siamo veramente tra i più grandi promotori in tutta Italia, perché come sapete la LILT, che è un ente governativo e ripeto sempre anche controllato dalla Corte dei Conti, in modo che tutti sappiano che noi agiamo perfettamente con tutte le regole di bilancio e siamo specchiati anche nel bilancio, andiamo avanti con questo tipo di campagna. La LILT compie 101 anni quest'anno e anche questa è un'ulteriore garanzia, io penso, di serietà. Cos'è il cancro della prostata? Il cancro della prostata, come vedete, è la terza causa di morte per tumore per gli uomini nel mondo. In Italia ci sono 36.000 casi ogni anno. Voi poi pensate, questo non vi metta paura, che un uomo su 4, dopo i 50 anni, secondo molti studi, ha i germi, ha alcune cellule cancerose nella sua prostata. Poi questo numero di cellule si moltiplica, tant'è vero che dopo gli 80 anni addirittura un uomo su 2 presenta numerose cellule di cancro della prostata. Chiaramente con la prevenzione cosa facciamo? Facciamo la diagnosi precoce soprattutto, e intervenendo in questa maniera il tasso di mortalità si abbassa, negli ultimi anni è sceso addirittura del 16% rispetto ai periodi precedenti. Però io sono qua soprattutto per dirvi cosa fa la LILT, cosa fa questa associazione, come in maniera pratica, perché un conto è parlare di prevenzione, un conto è farla. Allora, vediamo anche in questo caso.
continuamente, ma non solo nell'ottobre, che è il mese per il seno, nel novembre, che è il mese per le malattie maschili, tutto l'anno noi organizziamo continuativamente degli incontri divulgativi con i cittadini, perché solo parlando testa a testa in tutte le sedi che noi possiamo contattare è facile avere un rapporto diretto e spiegare molto meglio ai cittadini perché la prevenzione è indispensabile. In più, come prevenzione secondaria, noi facciamo delle visite gratuite nei nostri ambulatori. Queste visite spaziano in varie specialità, dipende un po' anche dalle sedi, come sono organizzate, ma da molto tempo ormai anche le visite urologiche vengono praticate continuativamente tutto l'anno nelle nostre sedi. In più, quando Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Quindi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo organizzato dei camper trasformati in ambulatorio. Questi camper vanno nelle periferie anche della nostra provincia, tutta la nostra regione, e riescono ad avvicinare persone che altrimenti sarebbero difficilmente avvicinabili, e facciamo proprio delle visite urologiche nei nostri camper. E in più un ulteriore passo di sensibilizzazione del pubblico è con altri avvenimenti. Organizziamo, quando è possibile, degli eventi sportivi. Perché? Perché il mondo dello sport, abbiamo visto, vedete qua, i rugbisti, abbiamo notato, è particolarmente sensibile a questo tipo di attività. E in più non finisce qui la nostra attività, perché una volta trovati dei pazienti che poi vengono curati, diamo loro anche assistenza per quello che riguarda la riabilitazione successiva alla malattia. Vi faccio alcuni esempi, qui vedete così illustrato quello che noi facciamo. Qui vedete, ci sono recentemente delle gare di padel. Il padel è un nuovo sport che è nato da poco, però ha avuto un grande successo, e anche in quell'ambiente siamo riusciti a portare, vedete, ci sono dei tabelloni luminosi, la prevenzione per maschile. Siamo andati nei campi di calcio, qui vedete, quella è una squadra di calciatori di una certa età, appartenenti alla Marina Militare, e sono tutti baffuti. E là c'è uno dei nostri camper che si è fermato, in questo caso in una piazza qua della nostra città, di Mestre, per poter appunto fare quelle visite gratuite di cui vi parlavo. La finalità quindi qual è? È fare soprattutto la diagnosi precoce, perché sappiamo che con la diagnosi precoce si può guarire oltre il 65% dei casi di cancro. Perché sottolineo quella parola guarire? Perché due cose, guarire e curare, sono due cose diverse. Un conto è la cura e un conto è la guarigione. La cura può portare ad aumentare la sopravvivenza, a far stare meglio il paziente, però non a guarire. La guarigione è una cosa completamente diversa. Il paziente deve essere liberato totalmente dalla malattia. E questo noi vorremmo arrivare, come diceva prima Nelly, a questo traguardo dell'85%. Perché poi vogliamo arrivare a questo? L'obiettivo è anche abbastanza ovvio e comprensibile a tutti, perché se uno sta bene, guarisce da una malattia, sicuramente la sua qualità di vita migliora in maniera veramente importante. E in più c'è un altro riscontro, che è quello della sanità pubblica. La sanità pubblica, per curare un paziente curato in fase precoce, spende molto meno che curare un paziente di cancro. Io non vi do qua le cifre di quanto costa curare una neoplasia da un reparto oncologico o una radioterapia, però voi che siete amministratori pubblici dovete sapere bene che questa spesa è assolutamente importante. Quindi puntare sulla prevenzione deve essere anche un obiettivo veramente da seguire per i nostri politici, perché sapere che investire sulla prevenzione è anche risparmiare poi sulle possibili cure, oppure investire su cure ancora migliori, perché richiedono, come voi sapete bene, la medicina richiede sempre attrezzature di investimenti che sono sempre più costosi. Faccio solo un brevissimo passaggio sul tumore del testicolo, che anche questo è molto raro, però anche questa è una malattia che si presenta, e noi come medici della LILT andiamo frequentemente in tutte le scuole, perché vogliamo sensibilizzare i ragazzi anche a questa problematica, che poi si associa anche alla problematica che è sempre più frequente della sterilità maschile, che se non è un tumore però è un problema che sta diventando sociale, per cui questa attività sicuramente secondo me è meritoria. Nelle scuole abbiamo una buona risposta, anche perché dovete pensare che poi da
ormai molti anni, viene a mancare quella che era una specie di filtro, un filtro un pochino così, se vogliamo, un po' superficiale, ma che è la visita militare. I ragazzi oggi, quando escono dalle grinfie del pediatra, poi difficilmente si fanno controllare. Quindi questo tipo di educazione è veramente, secondo noi, molto importante. Tutto questo, io cerco di essere stato il più rapido possibile, è indispensabile se però esiste una sinergia con le varie amministrazioni, che sono quelle regionali, comunali e le aziende sanitarie. Perché? Perché noi possiamo prendere cura dei cittadini, facciamo le visite gratuite, però se poi non abbiamo un canale diretto con l'azienda sanitaria che poi ne prende in carico, la cosa diventa difficilmente gestibile. Faccio un esempio, noi abbiamo tra le altre cose anche la prevenzione delle malattie della pelle, del polimelanoma. Se io faccio vedere il paziente a un medico, vede una neoformazione cutanea, poi questa non viene prontamente rimossa dall'azienda sanitaria, la cosa diventa più un incubo per il paziente che sa di avere qualcosa che non viene velocemente trattata che un servizio. In più noi stiamo mettendo su, insieme, soprattutto grazie a Calabrò, che è il mio collega di Padova, una riabilitazione anche per i pazienti operati di cancro della prostata. Una delle più grandi paure dei nostri pazienti è che di essere operati e poi dopo l'operazione perdere la virilità o addirittura restare incontinenti, cioè avere delle perdite d'urina. Io vorrei solo dicesse due parole Nino Calabrò su quello che sta facendo, vieni qua, tanto vi porta via un minuto, non di più, Prego, perché anche questo è un aspetto importante. Perché stare accanto al maestro qua, Carlo. Perché il problema Ti abbassi, se no sembra troppo. perché il problema è anche scalfire quel muro di paura che le persone hanno. E questo muro di paura è legato spesso a molte leggende metropolitane che dicono che dopo che uno è operato di prostata resta incontinente. Resta incontinente e impotente, è vero che resta, specialmente se viene con una malattia avanzata. Scusate, potete alzare la mano chi ha più di 40 anni? Allora, potete alzare la mano chi ha già fatto una visita orologica in vita sua? Non siamo male. Ecco, allora il nostro lavoro è portare consapevolezza sostanzialmente, perché è vergognoso, come dice Carlo, che la gente oggi si guarisce di cancro. Il cancro urologico, dal rene ai testicoli, al pene, si cura se si fa una diagnosi precoce. Questo è il compito della LILT, come diceva Carlo. Io sono un volontario, fino a un anno fa facevo il primario urologo, adesso sono un volontario, ho scelto di seguire questo percorso che veramente è meraviglioso. C'è la gratificazione che ti avviene col lavoro di volontario, non immaginavo onestamente, non immaginavo. Io professionalmente mi sento più realizzato adesso che quando stavo 12 ore in sala operatoria, ma è vero, è incredibile, è incredibile. Quindi questo messaggio lo sto dicendo anche a tutti i miei amici, colleghi, che l'emozione, talvolta si diventa eroi quando si salva una persona, vero? Ci sono le istituzioni che talvolta il presidente della regione o il presidente del consiglio, hai salvato. Bene, io quest'anno, mi diceva l'Arianna, che è la nostra factotum della LILT di Padova, dal 1° gennaio al 30 ottobre ho eseguito 760 visite, gratuite oppure con un piccolo contributo, 21 tumori. Ho chiesto a Nicola Zanovella, perché dopo io li mando nel reparto di urologia fino a dove un anno fa lavoravo, ho mandato 21 persone, fortunatamente guariti perché, come diceva qualcuno, era spesso la moglie che trascinava il marito, perché la moglie si era curata al seno e il marito, ma mi sto bene, ma non me ne frega, mi rompe le scatole, va dottore, lasci perdere. L'ultimo caso, mi ricordo, quell'uomo là gli ho detto non deve ringraziare me, deve ringraziare sua moglie. Bene, si curano queste malattie, talvolta ci sono dei problemi andrologici. I problemi andrologici sono dei problemi seri, perché un giovane quando non riesce ad avere figli, non riesce ad avere una vita sessuale, vi garantisco che è altrettanto grave come un cancro. Voi immaginate una persona di 40 anni che non riesce ad avere una vita sessuale. È un dramma vero all'interno della coppia, è un problema sociale. Ecco, quest'anno io ho proposto al mio presidente
l'ingegner Tabacchi, se potevo aprire anche un ambulatorio di andrologia per dare un supporto non solo ai pazienti oncologici operati, ma a quella gente che magari nelle nostre strutture trova più facilità a venire ad affrontare questi problemi. Adesso è stato detto tutto, mi auguro che ognuno di voi diventi testimone di queste iniziative, non solo per la LILT, ma il concetto di prevenzione in medicina deve entrare nella nostra testa. Vi ho fatto alzare la mano, non vi dico un dato perché altrimenti vi spaventate, perché la stessa domanda mi è stata fatta 10 anni fa in un congresso americano. Il numero 1 dell'urologia ha fatto alzare la mano chi aveva di 50 anni, quanti di voi? E questo signore ha detto: 1 di voi su 15 ha un tumore della prostata. Io quella volta là mi sono toccato ovviamente ciò che potevo toccarmi, ma quel signore a me ha insegnato tante cose perché aveva perfettamente ragione. Allora io credo che ognuno di voi almeno una volta l'anno va a fare la visita urologica, che non è solo la prostata, attenzione, perché un buon urologo vi saluta, vi dice quando ritorna ci porti anche un'ecografia. Ed ecco che facendo così quest'anno in questi 21 c'erano 3 tumori renali e un tumore vescicale. Bene. Quindi, siamo perfettamente in linea tutti quanti, lavoriamo in questa maniera. No, ringrazio veramente i professori Piannone e Calabrò. Mi permetto di aggiungere anch'io una cosa sentita e detta qualche mese fa da un collega di un altro Stato europeo, di cui non cito naturalmente. Se facessimo la prevenzione come in Veneto salveremmo 10.000 cittadini all'anno. Quindi è una cosa che per fortuna da noi ha già una elevata sensibilità e lo dobbiamo veramente a organizzazioni come la vostra, che però bisogna continuare a alimentare e propagandare proprio perché qualcuno appunto ha qualche remora o qualche dubbio nel fare qualche azione di prevenzione. Quindi è bene iniziative come questa continuare a farle. Mi permetto, professor Pianon, anch'io sono assolutamente convinto che quello che era uno screening di massa per i maschi come visita militare permetteva di far emergere appunto patologie che magari non venivano viste dal medico di base o in famiglia o altro, e c'è bisogno di spingere sempre più sulla prevenzione. Quindi grazie per tutto quello che fa la LILT. Come rappresentanti istituzionali, quando possiamo facciamo anche il nostro, e ci rivediamo magari per l'anno prossimo con qualche collega baffuto in più per, ripeto, spiegare ancora meglio quanto è importante la prevenzione. Io adesso inviterei i colleghi che hanno aderito all'iniziativa di venire qui per una foto di gruppo con i rappresentanti della LILT. Prego.